Questa trasmissione è offerta da M. Orsella Case Prefabbricate. Era un buon e anche un buon pomeriggio da Buia, dal Monte di Buia, dove è in pieno corso la festa del toro. Annalisa Balandini, che è qui davanti a me, è appena terminata una copiosa precipitazione su questa meravigliosa area dove tra l'altro fra poco più di 48 ore verrà festeggiato un certo Jonathan Milan, campione olimpico. E allora, Annalisa, pioggia a parte, c'è anche il Green Pass. Dobbiamo dire subito una cosa che ci fa molto piacere. Qual è? Che è stata superata questa prova e diciamo che la gente l'ha capita e ha accettato benissimo il controllo all'entrata, non ha fatto nessun tipo di polemica. Chi voleva venire in sagra sapeva che c'era il Green Pass, si è presentato munito del Green Pass o del tampone negativo per accedervi, quindi siamo contenti perché pensavamo che la gente fosse più restia, invece diciamo che l'ha capito e almeno chi aveva piacere di venire è venuto ben disposto. Ecco, dobbiamo dire tra l'altro che questa signora è anche vicepresidente regionale dell'UMPLI, ovvero sia dell'associazione regionale del Proloco. Ci eravamo visti 2 settimane fa e lo faccio molto volentieri con William Del Negro, che si preoccupa con un'applicazione Willisi delle persone che hanno difficoltà all'accesso nelle aree festeggiamenti e non solo, e proprio quel giorno Annalisa mi diceva: siamo ancora in dubbio, non sappiamo se faremo o non faremo la festa del toro. Invece avete avuto coraggio. Sì, diciamo che ci siamo trovati proprio nel direttivo quel pomeriggio, un giorno dopo dell'uscita del decreto legge, e l'organizzazione era già avanti, quindi per noi era anche difficile stoppare tutto. Abbiamo detto ok, abbiamo fatto 30, facciamo anche 31, ci siamo attrezzati per il controllo all'entrata. Ci siamo attrezzati anche come volontari da avere tutti il possesso del Green Pass o del tampone negativo. Infatti tutti gli addetti qua dentro, tutti i volontari sono stati controllati, quindi per noi è anche un piacere essere in regola in modo tale che la festa possa essere in sicurezza. Ecco, Annalisa, fra poco vedo il sindaco Bergani, che tra l'altro ha un telefono che è piuttosto caldo, visto che fra 2 giorni succederà qualcosa di importante, e ho il piacere anche di comunicarvi che ci saremo, perché Telefriuli racconterà in diretta la festa di Jonathan Milan, che la sua Buia appunto tributerà nella giornata di martedì a partire dalle 20 da Piazza Mercato, quindi appunto luogo nevralgico, luogo simbolo. Ma se venite a Buia, adesso devo dire, parliamo di Jonathan Milan, ho parlato di Bergagni, è spuntato il sole, evidentemente porta fortuna, e quindi già Buia si sta preparando per questo evento, quindi questo saluto, questo grazie a Jonathan, che sarà circondato ovviamente dai suoi genitori e da tutte le persone che gli vogliono bene. Annalisa, possiamo spiegare un po' qui dentro, visto che avete già un po' un tavolo di prova, già 2 giorni nell'area festeggiamenti, che cosa offrite? Allora, la nostra specialità, come potete vedere, è il toro allo spiedo, quindi quello è il piatto nostro di punta. Ci sono altri vari piatti sempre a base della carne di toro, però non manca il frico, non manca il formaggio, sempre tutti i prodotti del territorio, e diciamo che abbiamo cercato, seppur con una versione un po' ridotta, di avere degli intrattenimenti ogni giorno. La prima sera avevamo un intrattenimento musicale, ieri sera avevamo un concorso canoro, il torofonino dedicato ai ragazzi, e stasera avevano il gioco a quiz, il cervellone, quindi anche chi verrà a degustare i nostri piatti avrà un momento di allietamento. Allora, nella prossima frazione, con un'azione acrobatica, Bassi si occupava della parabola, io sono venuto al museo dove è allestita una mostra. Sì, la mostra
collettiva d'arte Rinascita, che l'abbiamo inaugurata il 3 luglio e rimarrà aperta fino al 3 ottobre, e di cui appunto ho il piacere di presentare qua un gruppo di artisti che hanno fatto parte di questa collettiva e sono tutti artisti di Buia o perlomeno di origine buiese o che sono venuti ad abitare a Buia, quindi diciamo che è anche un piacere e un vanto per noi poter far vedere quello che abbiamo nel nostro museo. Allora, torneremo perché abbiamo fatto delle foto, quindi il nostro Gian Domenico poi ce le manderà in onda mentre le intervisteremo. Gli alpini hanno un ruolo importante. Sì, noi abbiamo una bellissima collaborazione con gli alpini e infatti in tutte le edizioni, almeno da quanto io ne so e da quanto io sono presidente, ma anche prima da quanto mi risulta, con gli alpini, perché svolgono per noi durante la festa, che quest'anno è ridotta nei 3 giorni di un weekend, ma solitamente in 2, e loro ci fanno il grande servizio di parcheggio e di servizio d'ordine all'entrata proprio per chi viene a visitare la festa. E allora io vado da Luca Vidoni, che è il capogruppo degli alpini e appunto del gruppo di Buia, aderente alla sezione di Udine. In quanti siete? Allora, noi adesso attualmente siamo in 250 iscritti. Comunque Buia è un gruppo che è fondato nel 1925, quindi quest'anno ha 96 anni ed ha raggiunto anche iscritti, più di 500 iscritti, no? Quindi è un gruppo molto numeroso. Facciamo molte attività, collaboriamo con l'amministrazione comunale, con la polizia municipale ai servizi d'ordine, con le scolaresche, con tante altre associazioni, tra cui anche la Proloco, oltre alla festa di primavera, anche a Carnevale Buiese. Senti, brevemente chi sono gli altri 3 componenti? Allora abbiamo il vice capogruppo Michele Ursella, il nostro alfiere Graziano Tonino e il consigliere Sposto così non lo... ecco, il nostro consigliere Foscani Franco. Dove ha fatto l'alpino? A Vassallo del Grappa, a San Daniele, a Udine e stazione della Carnia. Praticamente dappertutto. Sì, ho girato un po' dappertutto, sì. Quindi, e qui in quanti siete coinvolti? Diciamo circa un 25 persone tra vari turni, insomma, ecco. Come vi ha impegnato, un po' complicato la vita il Covid? Parecchio, perché comunque l'attività si è fermata improvvisamente, tutte le manifestazioni si sono fermate e quindi non potendoci trovare si è fermata tutta l'attività sociale, insomma, anche l'attività di ritrovo la domenica mattina con l'apertura della sede, insomma, ecco. Allora io mi sposto da questa parte e vado a salutare il sindaco e anche il buon... Vieni, così vi mostro entrambi. Come va Bergagna? Direi bene, non si potrebbe andare meglio visto che siamo qui in festa. Nonostante ci troviamo in epidemia in corso, per cui le mascherine e tutto quanto, adesso ci sono le nuove norme sul Green Pass che hanno cambiato così l'organizzazione, ma ci siamo adeguati. Ieri sera ho visto che c'era gente e la cerimonia che faremo per l'accoglienza, dove la popolazione di Buia potrà, e anche tutti gli appassionati, gli estimatori, potranno salutare il campione olimpionico, che faremo martedì sera. Prevederà delle norme di sicurezza, quindi posti a sedere, varchi di accesso e Green Pass. Purtroppo dobbiamo fare così perché un po' ci sarà gente, un po' ci sono queste norme e dobbiamo gestire tutto in massima sicurezza. Sentire Buia menzionato più volte, ovviamente su Telefriuli, ma anche sulle reti nazionali, fa un certo effetto. Ma credo che sia un orgoglio in modo particolare buiese, perché noi ci riteniamo, credo anche a ragione, la capitale del ciclismo, perché come sapete abbiamo Rosso di Buia, abbiamo diversi campioni tuttora che in diverse specialità. Questo vuol dire che c'è una grande scuola anche che viene da lontano, abbiamo 2 associazioni ciclistiche e quindi è chiaro che anche l'amministrazione comunale ha sempre sostenuto i settori giovanili. Prima o poi i risultati arrivano, ci fa piacere che poi uno diventa un campione ovviamente. Il vivaio.
il vivaio, noi abbiamo sempre sostenuto i vivai sportivi in modo particolare, quindi questi sono risultati che sì, sono sicuramente dovuti alla volontà di un campione, alla famiglia, quant'altro, però insomma vedo che ce n'è parecchi a vari livelli, vuol dire che il lavoro che è stato fatto ha un significato. Chi è questo? Io lo conosco, ma mi piace fare queste cose, quindi presentamelo, cioè come lo immediatamente esecutivo, come dovessi chiedere l'approvazione in Consiglio Comunale. Chi è quest'uomo? Ecco, la parola immediatamente esecutivo sta bene, il vice sindaco perché è sempre operativo sul territorio, guai se non lo avessi, e anche per l'organizzazione, siccome lui segue la protezione civile, segue un po' la Probuia, sta lavorando sodo per organizzare con tempi ristrettissimi questo evento. Ecco. Vice Sindaco, parliamo della Festa del Toro che termina questa sera, ma probabilmente tu l'hai vista cambiare, certo, crescere. Certo. Beh, io ho 62 anni, quindi insomma la storia del Toro la conosco abbastanza bene, ho visto tutti i passaggi e posso dire una sola cosa, che comunque nonostante i momenti, nonostante gli eventi, nonostante le criticità dei momenti, devo riconoscere che Buia e soprattutto la Pro Loco di Buia, di cui ho l'onore di avere la delega, insomma, anche perché alle origini bisogna fare una premessa, sono partito dalle basi, ho fatto il vicepresidente tanti anni fa della Pro Buia, quindi ho una certa sensibilità per queste associazioni, ma non solo per la Pro Buia, perché so cosa vuol dire fare associazione, so cosa vuol dire accollarsi le responsabilità per portarla avanti e soprattutto so cosa vuol dire riuscire comunque a fare aggregazione. Ecco, su questo io devo dire una cosa che la dico ma proprio con cuore, con tanta gratificazione, con tanto ringraziamento nei confronti della Presidente, che è stata veramente, ovviamente lei è quella che coordina, che fa, con tutti i suoi collaboratori ha avuto secondo me una potenzialità grandissima, è riuscita a coinvolgere i nostri giovani e secondo me questo è un risultato che va apprezzato e soprattutto bisogna prendere atto che non è facile. Annalisa ce l'ha fatta perché ci crede, ma forse come stiamo facendo noi, ci crediamo tantissimo. Adesso siamo un po' enfatizzati per l'evoluzione, diciamo, dei mondiali, che è una cosa bellissima, è un alto valore aggiunto e questo valorizza noi amministratori che abbiamo l'onore di rappresentare questo Paese e comunque tutte le associazioni che sono in sinergia e ci danno una mano per poterle realizzare. Allora, grazie Vice Sindaco. Allora, la Balandini, so che l'ha evidenziato poco fa il Vice Sindaco, si muove e si combina sempre. Chiedo, Balandini, se si riesce ad avere un piatto di toro, così lo mostriamo, perché vedi che quel golosone di Bassi che oggi ha fatto il miracolo perché non andava prima, tagliamo? Sì. A tra poco. Circolo Culturale Laurenzian di Buia. Ecco, per chi non lo conoscesse ancora, visto che noi in queste dirette amiamo portare il mondo delle associazioni che di fatto non manca mai nel nostro amato Friuli, di che cosa vi occupate? È un'associazione culturale che si occupa di cultura, di promozione sociale. Come diciamo, iniziativa principale abbiamo il Premio Nadal Furlan che organizziamo ogni Natale per dare un riconoscimento a persone che si sono distinte nella cultura, nell'arte, nella promozione sociale, nel volontariato di tutta la regione, quindi organizziamo tutta la regione e in particolare che hanno una visione, diciamo, cattolica. Noi ci chiamiamo Ciclo Culturale Laurenziano perché siamo, diciamo, nati legati alla Pieve di Monte, Pieve di San Lorenzo, e per questo, diciamo, anche ogni estate in occasione di San Lorenzo organizziamo delle iniziative generalmente culturali. Ecco, Caligaro, menzionavi uomini e donne di cultura, uomini e donne di volontariato, probabilmente per voi c'è l'imbarazzo della scelta ogni anno? Sì, diciamo di sì. Facciamo un esempio, nel 2020 abbiamo premiato Monsignor Causero, vescovo, nunzio apostolico in Africa e in varie altre nazioni,
professor Bergamini, direttore del Museo Diocesano e già direttore del Musei Civici di Udine, Suor Fides, una suora che dal post-terremoto in poi opera a Bordano nella promozione, cioè a livello di parrocchia e promozione sociale. E poi il professor Maurensic, lo scrittore, purtroppo è deceduto pochi mesi dopo ha assegnato il premio. Quindi questi sono i 4 premiati di quest'anno. In occasione di San Lorenzo volevamo fare un'iniziativa in cui andavamo a dare la medaglia di riconoscimento che riguarda il premio Nadal Furlan, perché quest'inverno non abbiamo potuto fare, abbiamo dovuto fare delle consegne diciamo scaglionate, quindi non una cerimonia unica. Volevamo recuperare e volevamo anche fare un concerto gospel in memoria di Don Powell. Don Powell era un artista, un cantante di fama nazionale che ha vissuto a Buia i suoi ultimi anni, ha collaborato anche molto col Circolo Laurenziano. Noi facevamo iniziative anche rivolte alle scuole, musica e scuole, quindi di educazione alla musica legate alle scuole, e lui ha partecipato varie volte. Grazie. Prego. Allora, io ringrazio il presidente del circolo. Devo dire una cosa ancora, allora, perché l'iniziativa che avevamo messo in campo per lunedì 9, sì, il coro, no? Il coro, abbiamo dovuto rinviarla, cioè sospenderla e rinviarla, perché il problema il problema del Green Pass, non tutti gli invitati, non tutti gli artisti avevano il Green Pass, quindi non abbiamo potuto dare corso a questa iniziativa che ci proponiamo di spostare ai prossimi mesi. Chi doveva esibirsi e dove? Cioè, la cerimonia veniva fatta nella Casa della Gioventù, il teatro che abbiamo vicino al Duomo di Santo Stefano, e era invitato il coro gospel ensemble di Udine, e poi avevamo invitato i premiati, diciamo, del premio 2020 Nadal Furlan. Grazie allora al presidente del Circolo Laurenziano Calligaro. Vedo qualcosa di interessante sullo sfondo, però se voi sapeste quanto parlano, ma quanto, cioè una roba, c'è l'assessore al settore giovanile, lei è la persona che ho visto prima, signora, venga. Allora, dovremmo avere, tanto stiamo, lei è vaccinata, signora? Alla grande. Alla grande, molto bene, quindi siamo praticamente Convinta. convinta. Come è convinta della mostra che ha curato e che ho fatto delle foto prima? Assolutamente, è stata una mostra, è stata una battaglia contro il tempo, contro la pandemia, non contro l'amministrazione comunale, la Proloco, che invece ci hanno sostenuti alla grande. È stato molto interessante, è stata una bellissima iniziativa, abbiamo coinvolto tutti gli artisti di Buia, promuovendo delle tipicità e delle eccellenze del nostro territorio, perché sono tutti di Buia e questo è una cosa fantastica, si poteva fare in qualsiasi modo, ma perché non dare opportunità alle persone del luogo di conoscere artisti del luogo, e contiamo di proseguire anche in questo modo. Senta, intanto la mostra l'abbiamo menzionata prima, dove è allestita? È allestita al Museo della Medaglia ed è così una ottima sinergia tra un'istituzione stabile, importantissima, che rappresenta il modo di fare arte a Buia e lo ha fatto nel mondo, ed una iniziativa più estemporanea che è altrettanto importante perché rappresenta quello che viene prodotto al momento a Buia, e suggerisco a tutti quelli che ci ascoltano di andarla a visitare perché è davvero molto molto interessante. Senta, ma queste 3 signore chi sono? Sono nostre 3 artiste. Abbiamo questa carinissima signora, questa bella signora che è Cinzia, e Cinzia fa micropittura. È una cosa speciale, solo da noi la vedete, è un dipingere in punta di pennello. Un dipingere in punta di pennello. Da chi ha imparato? Io ho fatto un'accademia proprio di micropittura a Roma per poter trasformare la mia passione di pittura in una professione, e quindi così posso esprimerla facendo la nail artist. Io ho un piccolo laboratorietto, io lo chiamo il mio laboratorio creativo a Tricesimo, sono comunque buiese dalla nascita
e partecipando all'iniziativa social Un sasso per un sorriso sono stata scoperta dalla carissima Sonia, che mi ha contattata e mi ha chiesto di esporre un mio micro dipinto in questa mostra bellissima. Il suo micro dipinto cosa rappresenta? Rappresenta la natura, io sono molto amante della natura e quindi i miei dipinti si esprimono sempre con farfalle, fiori e colori molto vivaci. Viva la libertà, insomma. Esatto. E anche nel tema della mostra, visto che il tema della mostra era rinascita, chi meglio della natura è in grado di interpretare la rinascita? Ogni anno muore, ogni anno rinasce e i nostri artisti l'hanno magistralmente rappresentata. Atto secondo? Atto secondo c'è Manuela Marcon ed è la nostra regina di fiori. Da Manuela è iniziata, il nostro programma è iniziato da una sua idea che si è poi concretizzato attraverso incontri, arricchendosi di ulteriori elementi, la regina di fiori. Buonasera. Buonasera. Lei invece non fa micropittura? Io no, a me piace la pittura, diciamo così, subliminale, eterea, e tendo a dipingere molto sottile, molto soft, cose molto rinascita proprio in suo. La mascherina l'ha disegnata lei? Sì. E cosa rappresenta? È l'arcangelo Michele. Abbiamo... Amo gli angeli, di conseguenza mi piacciono. Allora, la Balandini avete visto che con fare perentorio è invitato al silenzio. Lei ha parlato di Sant'Arcangelo Michele, siamo come la Balandini, giustamente siamo mica, basta casino. Lei inizia quando a dipingere? A me è sempre piaciuto dipingere, 2 anni fa ho ripreso a dipingere, ho preso delle lezioni da un maestro, da Paolo Clavora, lo ringrazio comunque perché mi ha insegnato tanto e non mi sono più fermata, sono stata avanti, anche se è una mia passione sin da quando ero bambina. Ecco, Clavora, se non ricordo male, è Coseano, ci porta là. Sì. Dove c'è il arte e cultura. Sì, c'è il premio di Coseano. C'è quella signora che mi sta facendo dei segnali del tipo, cioè, è chiacchiere in duz e io no. Venga, lo stuzzo. Cioè, se non parliamo con lo stuzzo, cioè non, oltre a essere un artista è anche un insegnante di acquerello. Sì. Lo usavo anch'io quando andavo però non ero bravissimo. No signora, no. L'acquerello è istintivo, quindi sì. Va bene tutto. E quindi lei da piccola inizia a coltivare? Certo, come gran parte delle persone di Buia, insomma. Allora, se c'è l'assessore Guerra, che l'ho detto di venire, Guerra, facciamo in diretta, assessore vieni perché facciamo l'intervista, stava dialogando con gli alpini. Dobbiamo parlare del museo dove c'è un nuovo allestimento, visto che me l'hai fatto fotografare. Certamente. Allora, abbiamo approfittato in questo ultimo anno e mezzo della chiusura forzata della struttura per portare quasi a conclusione un'opera di riallestimento, in particolare della sezione dedicata all'archeologia, con l'intervento di alcuni professionisti del settore, in particolare di un archeologo e di un esperto di numismatica. Abbiamo messo mano alle bacheche e soprattutto ai cosiddetti spiegoni, ai pannelli didascalici e li abbiamo rivisti riammodernandoli con una grafica diciamo così accattivante, ma anche con nuovi argomenti ben descritti che sicuramente daranno molto anche al visitatore nel momento in cui insomma il museo diciamo così tornerà definitivamente a regime, come ho detto, dopo questo momento un po' difficile. Ecco. Quante medaglie sono esposte nel museo? Allora, il museo contiene un numero molto elevato di medaglie, con molte ovviamente la struttura che non è diciamo importante ma non è così grande da poterle contenere tutte, come ho detto non ci permette di esporle tutte. Solamente la sezione del terremoto, quindi quella dedicata al sisma del 76, contiene circa 120 medaglie di artisti buiesi, friulani e nazionali. La sezione invece dedicata
dedicata ai maestri incisori buiesi, e ne espone circa 150-200. Come ho detto, la disponibilità della collezione museale è molto superiore e facciamo delle periodiche rotazioni in modo che la gente possa, anche ritornando in museo, vedere sempre qualcosa di nuovo. Grazie assessore alla guerra, assessore alla cultura e all'istruzione, e poi andiamo in pubblicità. Balandini, vieni, che cos'è quel monitor che è già attivo? È il monitor per il gioco di stasera, il cervellone. A gioco a quiz, quindi chi sarà seduto a cena avrà un joystick in mano e potrà partecipare alle squadre che verranno formate per partecipare al gioco, e alla fine ci sarà il vincitore, un vincitore a cui sarà affidato un premio. Lei sa cosa, lei che fa sa cosa c'è adesso? No, cosa c'è? Vedi che c'è il cervellone, io ti faccio già le domande, 3 cose. La pubblicità? Come fa di nome lei? Cinzia. Cara Cinzia, a tra poco. Ed eccoci qui, il bel tempo è tornato, e come, insomma, quindi c'è stato un bello scroscio, tanto così per darci la benedizione, e adesso va tutto molto bene, quindi sarà una serata, è una serata importante, è l'ultima per la Festa del Toro, Annalisa. Sì, è l'ultima, ci aspettiamo una serata che appunto abbia una bella partecipazione, anche perché qua a fianco a me ho il gruppo dei grigliatori che hanno in fuoco, che sta girando un bel po' di toro, e quindi avrei piacere che venisse servito stasera. Ecco, il toro da dove arriva? Chi è che mi vuole... Il toro arriva dalla macelleria Pugnetti, sono tori allevati qui in regione. Praticamente noi ci siamo affidati a questa macelleria perché negli anni abbiamo trovato una grande soddisfazione nelle carni. Cerchiamo di mantenere una tradizione, di ripristinare una tradizione che un po' si era persa. Darei la parola al mio presidente, così lui vi può spiegare un po' meglio di cosa si tratta. Come si chiama? Giuliano. Giuliano, dimmi quanto è difficile cucinare la carne di toro. Non è tanto difficile quanto impegnativo il mantenere la cottura, cioè deve essere una cottura lenta, costante e controllata, in modo che la carne non venga scottata all'esterno e venga cotta omogeneamente e si ammorbidisca durante la cottura. Quanto ci vuole da un pezzo di carne per servirlo nel piatto? Allora, noi abbiamo dei pezzi piccoli fino alle cosce che sono più grandi, importanti, quindi lo spessore varia. In base allo spessore possiamo partire dalle 4 ore fino alle 6-7 ore di cottura, anche di più in certi casi. Grazie ai grigliatori della Festa del Toro. Dobbiamo salutare anche quell'uomo lì. Giacomo? Mio figlio. Ah, è tuo figlio? Cerchiamo di mantenere la tradizione, di tramandare la passione, il piacere nella cottura, nell'aiutare e nel servire alle persone un servizio bello e buono. Quindi di padre in figlio. Balandini, chi abbiamo alle nostre spalle? Abbiamo lo staff cucina. Vieni da questa parte così Paolo li riprende per bene. Abbiamo lo staff cucina, lo staff del chiosco, poi abbiamo Ciro che ci prepara la polenta, che è di Gemona ma è adottato a Buia, gli manca solo la cittadinanza onoraria, e poi chiaramente abbiamo i ragazzi che fanno gli aperitivi in collina e l'area insomma dedicata a loro per i giovani. Ecco, senti, prima sindaco e vice sindaco di fatto ti hanno elevato dicendo che sei stata brava perché hai coinvolto, e devo dire che qua c'è la prova provata, che qua c'è veramente tanta gioventù. Una bellissima soddisfazione perché di anno in anno, nonostante l'anno del fermo, e diciamo che forse questo ha portato
ad accrescere la voglia nei ragazzi di partecipare alla festa, ma non solo qua a Buia, e anche quando usciamo e facciamo le nostre uscite a Friuli Doc, a Villa Manin. Tanti ragazzi hanno piacere di unirsi al nostro staff e devo dire che è una bella soddisfazione vedere tanti ragazzi e tante persone, perché qua siamo solo una parte, ne arriveranno più tardi degli altri, quindi diciamo che ruotano anche 50-60 persone intorno a una festa, quindi una bellissima soddisfazione per noi della Proloco. Senti, ma la senatrice è questa qui, la signora con tutta in nero? No, non c'è stasera, non è qua, non so che impegni abbia. Diciamo che lei è la moglie del capo cucina, che è qua tra di noi. Scusa, Paolo, perché era? Faccio che mi fa girare le sciate, allora dico era. Ma avete baruffato anche oggi? Ogni dì. Così, e lei di cosa si occupa? Io di lui. La badante fa. Quasi, quasi. Mi pare che l'umore è buono. Sì, diciamo che per stasera penso che a chiusura avremo il piacere poi di stare insieme tra di noi e fare festa tra di noi. E quella è la cosa più importante, perché è l'animo che ti muove per fare, lavorare, però per stare insieme. Quindi... Possiamo dire come è nata la Festa del Toro a Buia? No, allora io chiaramente è da 8 anni che sono presidente della Proloco. La Festa del Toro risale a 65 anni fa, quando ancora facevano la cottura di un toro solo in tutta la festa, e c'erano appunto dei cuochi specializzati, sempre del paese, che ci stavano su tutta la notte a cuocere il toro. Quindi diciamo che il toro era unico. Quando veniva aperto, finché ce n'era, dopo la festa chiaramente il toro era finito. Noi, avendo questa possibilità di cuocerlo a pezzi, abbiamo ovviato questo problema e il toro continua a esserci nei 3 giorni o nei 6 giorni quando facciamo la festa completa, quindi ce n'è per tutte le serate, non in un'unica soluzione. Quindi la tradizione risale a moltissimi anni fa, alla nascita proprio della Proloco. C'è una prevalenza di maschietto o di femminucce? Abbiamo una buona componente sia di maschi che di femmine. Diciamo che ognuno nella sua specialità ha il suo compito, e diciamo forse più donne, questo sì, forse più donne. E abbiamo un bel rapporto tra di noi, che non è sempre facile, perché andare d'accordo fra donne sa un po' di invidia, un po' di gelosia, invece siamo riusciti a creare una bella sinergia tra di noi, e questo è quello che veramente fa onore a questa Proloco. Abbiamo parlato del toro, in abbinata soprattutto la birra? Sì, birra, ma anche una buona enoteca. Cerchiamo di scegliere sempre delle cantine che offrano un buon taglio di vino da abbinare alla carne che viene servita, quindi sì, birra, ma anche vino. C'è il toro e basta? Allora c'è il toro, c'è l'hamburger per i ragazzi, perché chiaramente i giovani preferiscono magari mangiarsi un buon hamburger di toro, c'è il carpaccio. Solitamente facevamo anche l'arrosto, il piatto alla castellana, che era l'arrosto di toro con la polenta. Quest'anno appunto non abbiamo fatto tanti piatti, non sapevamo quanta affluenza potevamo avere, quindi abbiamo cercato di ridurre e di dare i nostri piatti principe. Poi c'è il frico friabile con la polenta e anche il formaggio delle latterie qua della zona. Magari ti faccio ancora una domanda, poi vediamo se il sindaco può venire, così ci facciamo i saluti. Che cosa deve fare il visitatore che vuole venire alla Festa del Toro stasera? Allora, noi abbiamo messo sia sul sito, abbiamo fatto una bella promozione sia sui social sia sui media, e abbiamo delle app dove appunto riusciamo a dare la prenotazione in via appunto social. Quindi il visitatore viene qua, si siede, ordina sul tavolo, va alla cassa e gli viene portato tutto in tavolo, quindi è un servizio penso al massimo di quello che potevamo dare. Ecco. La Proloco, archiviata alla Festa del Toro, ha già
Covid e restrizioni permettendo, avete qualcosa già all'orizzonte? Sì, allora abbiamo delle serate in collaborazione con l'amministrazione, 3 serate di cinema all'aperto, la prima sarà proprio sabato prossimo e verrà presentata in piscina. Poi abbiamo altre 2 serate, una in agosto e una ai primi di settembre, una al Parco Cittadino e una nel Piazzo del Municipio. Ci stiamo preparando per Friuli Doc, sarà una versione nuova perché non sappiamo anche lì col Green Pass come potremo accedervi, però insomma noi ci saremo. Quindi insomma vaccinatevi, se vi va, nulla di imposto. Per l'amor di Dio, oggi vi dico che i contagi sono bassi, quindi nelle case di riposo non ci sono persone che stanno male, quindi qualche risultato il vaccino io sto battendo in maniera educata, quindi massima libertà, e se c'è il Green Pass insomma, possiamo girare un po' più liberamente. Caro Bergagna, mi piacerebbe chiudere con la Balandini, con te, con il vice, in mezzo a questa gente qua. Li conosci questi? Sì, tutti. Certo che li conosco. No? Allora, visto che siamo in tanti, metto anch'io la mascherina, perché adesso c'è poca gente, però è giusto avere le regole di sicurezza. Scusa, ti faccio una domanda, perché sennò rischiamo sempre di essere quasi scontati. Sai fare da mangiare? Me la cavo, cioè, è il minimo indispensabile. Bergagna di che cos'è goloso? Ovviamente del toro, ma... Ma io amo il pesce sicuramente, devo dirti, è così. È anche complicato cucinarlo, però voglio dire. Beh, ma io preferisco quello già pronto. Allora, dobbiamo dare appuntamento, manca un minutino, a martedì alle 20. Sì, martedì alle 20 in Piazza del Mercato, arrivare una mezz'ora prima per agevolare le operazioni di ingresso, controllo Green Pass, tutte queste cose. Non è obbligatoria la prenotazione, ma è gradita. Presso la Probuia si può mandare una mail o telefonare. Grazie al sindaco, grazie al vice sindaco e ovviamente grazie ad Annalisa Balandini, presidente della Proloco di Buia e vicepresidente di Umpli. Facciamo un ciao alle persone che ci guardano da casa, grazie di cuore, buon appetito e grazie di cuore alla gente di Buia che ci ospita sempre con grande calore. Ci saluta dall'altra parte anche la curatrice della mostra e vieni che così salutiamo, ci siamo tutti e così salutiamo e ringraziamo il nostro Gian Domenico Ricci. Vogliamo fare un applauso a Gian Domenico Ricci? Facciamo un applauso a Gian Domenico Ricci. Sono i nostri tecnici e l'applauso va anche al nostro Paolo Bassi, sono quelli, cara Balandini, che non si vedono ma sono quelli che fanno più fatica, quindi hanno una grossa responsabilità. Siete arrivati anche voi, buonanotte allora, arrivederci. Arrivederci. Arrivederci e grazie. Vi aspettiamo in mostra a Buia. Questo tono quasi ecclesiale, non mi faccio il segno della cosa, però... Aspettiamo. Guarda che meraviglia. Buonanotte. Buonanotte. Grazie. Buonanotte, arrivederci. Ciao Bassi. Questa trasmissione è stata offerta da Orsellah Case Prefabbricate.